Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sospeso i decreti che fissano i tetti di spesa per le strutture private accreditate. Il 26 giugno si entrerà nel merito per i nuovi contratti. La Calabria è la regione italiana in cui si muore di più per abuso di alcol, e quanto emerso dai dati resi noti oggi a Cosenza. Catanzaro la provincia più a rischio, seguita da Cosenza. Calabria a rischio spopolamento, i borghi abbandonati a se stessi, l'allarme della Fondazione Futuro Plurale, un caso da portare all'attenzione nazionale. Dopo i botte e risposta sui cosiddetti consiglieri fannulloni, il presidente del Consiglio Nicolà Irto smorza le polemiche e invita tutti alla responsabilità. L'appello della mamma di Francesco Prestia Lamberti, giovane ucciso a Mileto un anno fa. Marzia Lucisano dice: giustizia e verità per mio figlio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il TAR ha accolto il ricorso delle associazioni di categoria, sospendendo i decreti commissariali che di fatto fissavano dei tetti di spesa per le strutture private accreditate, tutto rinviato al 26 giugno. Sospesi i decreti che fissano i tetti di spesa per le strutture private accreditate e lo stop all'applicazione dei decreti 72 e 87 del 2018 firmati dal commissario alla sanità Massimo Scura lo ha deciso oggi il TAR della Calabria, accogliendo il ricorso degli ambulatori e dei laboratori d'analisi. Il 26 giugno si entrerà nel merito con la convocazione dei direttori generali per la firma dei contratti. Tutto rinviato dunque. La decisione del Tribunale amministrativo regionale arriva in un momento delicato, con le associazioni di categorie pronte alla protesta da lunedì prossimo 4 giugno, data in cui i calabresi rischiano di pagare tutte le prestazioni, radiologia, TAC, risonanza, insomma la diagnostica per immagini, stesso rischio per i laboratori d'analisi. La decisione di Anisap alla Mezzia Terme, conseguenza, era stato spiegato in una nota, dei tagli imposti dal commissario Scura alle strutture private accreditate, le quali hanno già raggiunto il numero massimo di prestazioni erogabili per il 2018. Il braccio di ferro che va avanti da mesi con nessuna possibilità di mediazione. A rischio, come più volte annunciato, ci sono anche i posti di lavoro. Con il pronunciamento del TAR si apre una nuova fase, ma le richieste di Anisap e Federlab, che si sono appellate alla giustizia amministrativa, restano le stesse, e cioè modificare decreti e schema contrattuale. Allora, il TAR ha accolto, ha bloccato la nota emessa dal commissario Scura, in cui il commissario intimava ai direttori generali di convocare per le firme dei contratti tutte le strutture di specialistica ambulatoriale, e dove nella stessa nota il commissario minacciava i direttori di denunciare penalmente alla Corte dei Conti i direttori che non avessero proceduto in questo senso. Quindi questo è molto importante, perché evidentemente il TAR ha voluto bloccare questa nota, ha bloccato i decreti, perché ha rilevato l'esistenza di profili di illegittimità in questo spostamento di risorse che avviene dalla prevenzione, cioè dalla specialistica ambulatoriale, all'ospedalità privata. Questo quindi ci dà fiducia che vengano, a seguito magari dell'udienza di merito, vengano riconosciuta l'illegittimità di questo spostamento di risorse, e che quindi i cittadini possano ritornare a curarsi come è giusto che sia. Una data importante è il prossimo 26 di giugno. Sì, il 26 giugno ci sarà l'udienza per la conferma della sospensiva, e quindi a livello collegiale del TAR, e quindi sapremo quale sarà la decisione che assumerà il TAR. Comunque siete soddisfatti di questa decisione? Siamo soddisfatti perché siamo ancora in una situazione drammatica. Nell'ASP di Cosenza erano partite le convocazioni per la giornata di domani, e addirittura alcune strutture che servono tutta la provincia di Cosenza e servono anche per esami molto importanti i cittadini a livello regionale, avevano ricevuto notizia che avrebbero avuto risorse che coprivano le prestazioni solo erogate fino a marzo. Quindi queste strutture stavano già erogando prestazioni da marzo che non sarebbero state rimborsate. Questo ci fa capire, ci dà una contezza dell'importanza del problema, cioè strutture che servono alla regione si trovano praticamente a non avere risorse per continuare a erogare prestazioni per conto del sistema sanitario regionale già dal mese di marzo del 2018.
Sempre per la sanità, le parole del governatore Oliverio che dice a rischio il finanziamento per il nuovo ospedale di Cosenza a causa dei continui rinvii di date da parte del Comune di Cosenza sulla determinazione del nuovo sito. Abbiamo allocato, aggiunge Oliverio, nel patto per la Calabria 245 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza e dopo 8 mesi non riusciamo a chiudere l'accordo di programma con i Ministeri della Salute e delle Finanze perché manca il pronunciamento definitivo del sito. Per non mettere a rischio le risorse, aggiunge il governatore, propongo di allargare lo studio di fattibilità fuori dai confini urbani della città e trovare un nuovo sito idoneo. L'alcol miete vittime ed è causa di gravi patologie in tutta Italia, ma è la Calabria che paga il conto maggiore per l'abuso di bevande alcoliche, un fenomeno che interessa anche migliaia di adolescenti e nella nostra regione che è più elevato il tasso di mortalità femminile dovuto al consumo di alcol, ma la rete assistenziale e di prevenzione è inadeguata. Dati ed elementi che emergono dal rapporto epidemiologico alcol collegato. Vediamo. Una mortalità maggiore rispetto al resto del paese. L'alcol miete 4 vittime ogni 100.000 abitanti in Italia. In Calabria si sale a 6, con punte di 7 nel Catanzarese. Anche la provincia cosentina è al di sopra della media, come il resto della regione. Nel Vibonese poi c'è una peculiarità tutta rosa, il record italiano di decessi tra le donne per patologie legate all'abuso di alcolici. Dati che emergono dal rapporto epidemiologico alcol collegato, realizzato dalla Regione Calabria in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. È un triste primato quello calabrese e ciò che preoccupa maggiormente è l'elevata diffusione del consumo di alcol tra giovani e giovanissimi. Tanti adolescenti, tra gli 11 e i 17 anni, fanno abuso costante di alcolici. Tra i consumatori rientrano ben il 27,4% di ragazzi e il 15,5% delle ragazze che ne fa abuso. Un fenomeno facilitato dalla disponibilità di alcol anche per queste fasce di età, a causa di un mancato controllo da parte di esercenti e negozianti che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici ai minori. In Calabria, come in altre aree, il consumo di alcol ha subito una trasformazione e si è rotto quel meccanismo che lo legava ai principali pasti quotidiani. Ed è in aumento anche il consumo compulsivo, che interessa il 13,6% degli uomini e il 2,5% delle donne, che scelgono di bere per sballarsi. Il problema dell'alcolismo dovrebbe essere una delle priorità del sistema di assistenza, ma soprattutto di prevenzione in Calabria, a partire dalla giovanissima età. E invece, sul territorio, operano soltanto 121 unità e se nel 2007 erano presenti 15 servizi di assistenza, nel 2015 si sono ridotti a 13. Una rete insufficiente perché, con oltre 130.000 consumatori che presentano danni da alcol, il 93% del target è fuori da qualsiasi sistema di cura. 250.000 consumatori a rischio sono di tutte le età. Certo, ne troviamo 50.000 al di sotto dei 17 anni, che è l'età minima legale, al di sotto delle quali non andrebbe vendute e somministrate bevande alcoliche ai minori e quindi non dovrebbero esserci adulti competenti che mettono nelle disponibilità dei minori bevande alcoliche. Poi ne abbiamo anche 50.000 circa tra gli ultra 65enni. È tutta gente che mai un medico ha detto guardi che lei deve consumare non più di una bevanda alcolica al giorno. Non molti sanno che gran parte delle patologie cronico-degenerative, che sono quelle che hanno il carico nella popolazione, sono responsabili di oltre il 70% della mortalità e della disabilità. Allora, se vogliamo rimuovere il carico di malattia che è causa di costi che paghiamo noi come società, bisognerebbe pensare di rimuovere i fattori di rischio più comuni. E il bere è normalizzato dalla società. Il bere è facilmente, acquisibile come comportamento perché l'alcol è ubiquitario. È la droga legale, perché è legalizzata chiaramente, è normalizzata, ci sono interessi economici e ci sono delle strategie di mercato. Un bicchiere di vino al giorno non leva il medico di torno perché anche nella moderazione c'è rischio. Non esistono livelli sicuri di consumo alcolico. Ad esempio, superato un bicchiere di vino, in una donna incrementa del 27% il rischio di cancro del seno. Un anziano che beve più di un bicchiere di bevanda alcolica al giorno, avendo perso la capacità di metabolizzare l'alcol, purtroppo va incontro ad un rischio superiore di oltre 200 patologie e 14 tipi di cancro e soprattutto all'incidentalità, perché non metabolizzando l'alcol lo intossica più facilmente e quindi possiamo avere l'incidente stradale, l'ustione nella casalinga mentre magari cucina. Sono tutti piccoli segnali che sono degli allarmi che in ogni caso vanno interpretati alla luce della considerazione: se ti piace bere un bicchiere fallo, ma non aspettare che ti faccia bene alla salute.
I borghi della Calabria tra abbandono e spopolamento, una vera e propria emergenza. L'allarme lanciato dalla Fondazione Futuro Plurale. Non sono necessari i dati ufficiali, basta fare una passeggiata nei vicoli di un qualsiasi borgo antico della Calabria per respirare l'abbandono. Mura che si abbracciano in un silenzio irreale, imposte chiuse, nessun fiore sui davanzali, non ci sono rumori, non c'è vita. Il sud è sempre più vecchio, povero e spopolato, rischio estinzione, il tema di un partecipato seminario a Rende voluto dalla Fondazione Futuro Plurale, studiosi, politici, amministratori, in un dibattito vivace di idee e proposte. Franco Laratta, consigliere d'amministrazione di Ismea, lancia l'appello affinché, sono parole sue, la Calabria non muoia. Richiamiamo l'attenzione dell'opinione pubblica regionale ma anche nazionale, bisogna farne un caso nazionale ma anche europeo, perché non possiamo non coinvolgere le istituzioni europee. La Calabria non può morire lentamente, inesorabilmente, perché è una terra della mille potenzialità, dalle mille possibilità e delle mille opportunità. Noi dobbiamo aiutare i nostri giovani a rimanere qui con investimenti certi, con infrastrutture, con innovazione, ma soprattutto non possiamo più tacere rispetto a questo declino demografico della Calabria, di questo abbandono della nostra terra. È possibile far rinascere i paesi da cui tutti sono scappati negli ultimi 10 anni? In alcuni luoghi sono rimasti solo gli anziani. L'elemento trainante dello spopolamento nelle aree interne, sia di natura economica, è legato moltissimo alla crisi che sta attraversando il paese e il mezzogiorno d'Italia in questi anni, in cui evidentemente le poche opportunità di svolgere attività economiche e produttive ovviamente disincentivano le persone a stare in quei luoghi e ovviamente trovano occupazione e mobilità dove c'è la possibilità di occuparsi. I luoghi della memoria possono essere riabilitati, possono diventare nuova opportunità per questa terra? Azioni mirate al mantenimento in loco di alcuni servizi essenziali che sono di base per tentare di avere in quei borghi un minimo di attività sociale e di relazioni economiche. Dopo il botta e risposta sui cosiddetti consiglieri regionali fannulloni, il presidente del Consiglio Irto Placagliani dice: lavoriamo per far crescere la Calabria. Dallo scontro in aula in Consiglio regionale con la provocazione del governatore Oliverio, che addita alcuni consiglieri come dei fannulloni per le assenze a fine seduta, alla proposta avanzata dal consigliere Sergio in Commissione Riforme sull'introduzione del voto elettronico, evitando spiacevoli casi di incertezza sull'effettiva presenza in aula di consiglieri risultanti tra i votanti nei verbali delle sedute. Il presidente Irto smorza le polemiche e invita tutti ad un atto di responsabilità nei confronti degli elettori calabresi. Credo che i problemi della Calabria non sono una qualche assenza in Consiglio regionale, i problemi della Calabria sono altri, noi dobbiamo lavorare per risolvere i problemi della Calabria, per mettere in campo delle riforme, piuttosto che andare a capire se manca qualcuno in qualche seduta di Consiglio regionale. Io credo che ai calabresi interessa dare risposte all'emergenza lavoro, dare risposte in termini infrastrutturali della nostra regione. Ecco, diamo risposte ai calabresi in base ai loro bisogni, alle loro esigenze di cambiamento. Ecco, su questo la sfida che noi abbiamo davanti è questa. Anche il presidente della Commissione contro l''ndrangheta, Arturo Bova, parla di tempi maturi e di una politica che, soprattutto in un momento delicato come quello che vive il nostro Paese, deve rispondere alle esigenze della gente, che è stanca di sentire discussioni. È arrivato il momento del fare. I cittadini chiedono alla Calabria, al Consiglio regionale, alla politica calabrese senza se, senza ma, uno scatto di reni senza precedenti. Credo che non è importante soltanto comprovare che i fondi dell'agricoltura, i fondi POR, la depurazione siano stati messi a posto. Bisogna mettere a posto i conti con la legalità in questa regione, non ci sarà sviluppo, non ci sarà pace in questa regione, perché abbiamo bisogno anche di pace. Autobombe, è tornata una stagione stragista, nonostante arresti a non finire, ma c'è bisogno di pace, c'è bisogno di messaggi che siano inequivoci. La politica è ad un bivio. Non sono i 5 Stelle ad essere un problema o la Lega ad essere un problema, il problema è se ritorna alla buona politica, se noi prendiamo atto
di queste cose, ci assumiamo tutte le responsabilità degli errori fatti in passato e individuiamo pure la forma per uscirne e per riconquistare quel consenso maturo che è così importante anche per combattere la mafia. Chiede giustizia e verità la mamma di Francesco Prestia Lamberti, il giovane ucciso a Mileto un anno fa. Un anno fa, l'assurda morte di Francesco Prestia Lamberti, il quindicenne di Mileto, ucciso da un suo coetaneo, Alex Pititto, reo confesso, che da quel giorno è rinchiuso nel carcere minorile di Catanzaro e per il quale si sta svolgendo il processo con rito abbreviato che consente, in caso di condanna, di usufruire dello sconto di pena pari ad un terzo. Intanto, la Procura dei minori di Catanzaro ha chiesto una condanna a 16 anni di reclusione, richiesta che la madre della giovane vittima, Marzia Lucisano, così ha commentato. Per me 16 anni con la speranza che glieli diano, perché purtroppo le leggi in Italia sono quelle che sono, perché è stato accettato il rito abbreviato. Un assassino, reo confesso, che non ha mai dato segni di pentimento, non ha mai detto cosa è successo, si è sempre valso della facoltà di non rispondere, e però gli hanno accettato anche il rito abbreviato. Purtroppo le leggi sono quelle che sono, qua il discorso è più complesso. Per me non ci sono, pensi che devo pure dire, speriamo che glieli diano, pensi come siamo ridotti in Italia, pensi, e questa purtroppo è l'Italia, speriamo che cambi qualcosa anche qua. Secondo la madre di Francesco Prestia Lamberti ancora non è venuta a galla la verità su quanto realmente accaduto un anno fa e denuncia una grave situazione di omertà e di intimidazione che ancora si vive a Mileto. Questo che è successo a Francesco poteva succedere a chiunque, ad un altro ragazzo, ad un'altra famiglia, quindi è giusto chissà che parli. Io oramai sono stanca di fare appelli, ma che cadono tutti nel vuoto. Oggi ci doveva essere a Mileto nel pomeriggio un albero d'ulivo messo in piazza, solo che già i ragazzi si erano riuniti, solo che io sono venuta a sapere neanche 15 giorni fa che ci sono dei ragazzi che hanno ricevuto anche minacce da parte di questi individui, quindi non parlano e quindi io ho rinviato tutto perché per me l'albero d'ulivo messo adesso non ha valore. Io l'albero d'ulivo lo metteremo e ne sono felice proprio, però quando verrà fuori la verità, quando si saprà cosa è successo e quando verrà fuori la verità, allora l'albero d'ulivo avrà valore. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Hanno fatto irruzione presso l'ASP di Vibo Valentia le auto dei carabinieri di Serra San Bruno che hanno passato al setaccio alcuni documenti di vario genere, anche se dalle indiscrezioni sembrerebbe che nel mirino dei militari ci siano le timbrature e le presenze dei dipendenti e dei lavoratori convenzionati. Sembra si sia trattato di un accesso agli atti in chiave anti-assenteismo. I militari si sono mossi su input della Procura della Repubblica per acquisire varia documentazione. Un veliero con a bordo 31 migranti è stato intercettato e bloccato dai finanzieri di un guardacoste della sezione operativa navale di Crotone che hanno anche sottoposto a fermo i 2 presunti scafisti, un ucraino ed un azero. L'imbarcazione proveniente dalla Turchia battente bandiera tedesca era difficilmente sospettabile perché è mimetizzata tra il comune traffico da diporto ed è stata intercettata al largo della costa crotonese. Tra i migranti 5 donne e 5 minori, tutti stipati sotto coperta in condizioni disumane. Il veliero è stato poi condotto nel porto di Crotone per le procedure di accoglienza. I 2 fermati di 21 e 38 anni sono accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La Polizia Municipale di Catanzaro ha multato un'auto parcheggiata su una scalinata in pieno centro storico. Nulla di strano se non fosse che la vettura in palese infrazione apparterrebbe all'ente comunale. Il Comune quindi multa il Comune. L'atto, seppur corretto, resta anomalo e la stessa amministrazione municipale dovrà pagarsi la multa. La segretaria del circolo del PD di Rovito, Rosita Di Napoli, si è dimessa dopo che il sindaco, scritto in una nota, ha deciso di sciogliere il gruppo consiliare attraverso una decisione unilaterale.
Un 41enne di Cosenza è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura per atti persecutori aggravati. È stato un passante ad allertare gli agenti al corpo di guardia della questura che poco lontano c'era un uomo che inveiva e strattonava una donna. Sul posto è subito intervenuta una volante, il cui equipaggio ha notato l'uomo bloccare la vittima per impedirle di raggiungere la questura. La donna è stata rassicurata e ha espresso la volontà di formalizzare la denuncia contro l'uomo, che nel frattempo è stato sottoposto ai controlli di routine e accompagnato in ufficio per le formalità di rito. La donna in sede di denuncia ha riferito che già in passato era stata vittima delle violenze da parte dell'uomo, ma che in udienza aveva rimesso la querela perché, a dire del difensore dell'uomo, rischiava di perdere il posto di lavoro. Cambiamo argomento. A Catanzaro, cerimonia di premiazione della 7ª edizione del concorso Fisco e Scuola. Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate ha incontrato gli studenti di 30 diverse scuole della regione per parlare di educazione alla legalità fiscale e oggi a Catanzaro, presso la Biblioteca Comunale, la cerimonia di premiazione della 7ª edizione del concorso Fisco e Scuola, organizzato dalla Direzione Regionale della Calabria dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Nel corso della manifestazione è stato premiato l'impegno di 5 scolaresche che si sono messe alla prova con il tema della legalità fiscale. Sul podio la scuola primaria Amerigo Vespucci di Vibo Valenza, al secondo posto la primaria Docimo Rose di Rose e al terzo l'istituto Maria Grazia Cutuli di Crotone. Una menzione particolare è andata ai ragazzi degli istituti Sabatini di Borgia e Telesio di Reggio Calabria. Tutti e 5 i progetti sono tutti progetti interessanti che dimostrano entusiasmo da parte dei bambini e la consapevolezza che in qualche modo come cittadini futuri, la nostra speranza, in qualche modo pagare le tasse non è un discorso in genere sulle tasse, non è una cosa che loro vedono come lontana, come non propria. Sono stati coinvolti, si sono entusiasmati e hanno dimostrato di aver capito che quali sono le conseguenze di un sistema dove vengono pagate correttamente le tasse, cioè ognuno in base alle proprie capacità, e poter, in conseguenza di un corretto pagamento delle tasse, poter usufruire di servizi che siano servizi adeguati, che vanno dalla stessa scuola ai giardini, perché i bambini poi alla fine questo vedono, ai giardini, alle strade pulite, alle piazze pulite e via dicendo. E a Cosenza, studenti protagonisti della manifestazione Slot Mob. Oggi stiamo organizzando una manifestazione Slot Mob. Durante questa manifestazione ci sarà la premiazione del concorso che è stato dedicato a Noemi Bennardo. È un concorso indetto per le scuole medie e scuole superiori. Il progetto nel quale è stata fatta l'iniziativa è il progetto Slot, che è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Insieme a noi hanno partecipato come rete l'Istituto di Istruzione Superiore Pezzullo e altre associazioni. Il progetto ci ha visti impegnati soprattutto con la fascia dei giovani dai 12 ai 19 anni sulla sensibilizzazione e informazione al tema delle dipendenze dal gioco. La giornata di oggi è incentrata sui giochi tradizionali, infatti si stanno svolgendo in questa piazza i diversi giochi di una volta, il tiro alla fune, la campana, giochi da tavolo, proprio per recuperare il valore sociale del gioco, quindi il gioco visto come aggregazione di più ragazzi. L'Accademia delle Arti del Gioco, curata dal presidente Pietro Turano, si è occupata appunto dell'organizzazione di questi giochi. Poi abbiamo anche l'angolo della creatività, appunto ispirato proprio al tema delle ludopatie, che sta lavorando su disegni e su pitture che realizzeranno entro la fine della mattinata. Si è conclusa da pochi giorni la manifestazione Cosenza Fashion Week. Noi abbiamo intervistato il direttore artistico organizzativo dell'evento, Giada Falcone, che ha tracciato un bilancio della seconda edizione della manifestazione. Sentiamo. Facciamo proprio un bilancio su questa edizione, la seconda di Fashion Week, che comunque ha riscosso grande successo non solo di pubblico ma anche di partecipazione.
Sì, si è tenuta dal 24 al 27 maggio la seconda edizione di Cosenza Fashion Week, devo dire un bilancio molto positivo in termini appunto di numeri di partecipazione, di visibilità ma anche di prospettive, quindi siamo molto soddisfatti sia io che tutto lo staff che comunque lavora per questo progetto, un progetto innovativo che dà spazio soprattutto ai giovani, ai talenti calabresi che hanno una visione innovativa, creativa e devo dire comunque 4 giornate molto articolate, un programma abbastanza ricco, masterclass di make-up, di fotografia, di stilismo, open day, dei convegni anche culturali, ma anche le sfilate che naturalmente non possono mancare in una Fashion Week. Pubblico proveniente da tutta la regione, ma non solo. Sì, molto successo anche per la Notte Bianca, per il secondo anno abbiamo deciso anche di inserire questo appuntamento in programma, veramente tantissima gente, con tanti eventi collaterali nel corso della serata. Devo sottolineare anche tanti stilisti provenienti da altre regioni, perché comunque non solo calabresi ma anche giovani stilisti appunto che provengono da tutta Italia, così come i big dell'alta moda e tanti comunque esperti del settore, quindi veramente una seconda edizione molto, molto ricca. Stiamo già comunque lavorando per la prossima edizione, anche se prima dell'evento di maggio 2019 faremo questa seconda edizione off a Roma, presenti nel calendario ufficiale di Alta Roma. Noi ci teniamo anche a dare comunque una svolta nazionale, quindi a fare in modo che questo evento insomma possa arrivare anche in tutta Italia affinché diventi uno degli eventi più noti di moda in tutto il sud Italia. Qualche anticipazione non ce la può dare? No, diciamo che è terminata da un paio di giorni la seconda edizione, quindi ci metteremo all'opera tra qualche giorno, però work in progress, però sicuramente novità, perché insomma poi bisogna crescere, puntare sempre in alto e garantire sempre quel livello, comunque quella qualità che contraddistingue Cosenza Fashion Week sin dalla sua prima edizione. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Continua la fase di bel tempo con clima caldo grazie alla persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sui monti. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per le prossime ore. Domani cielo in gran parte soleggiato, ancora possibilità però di rovesci anche temporaleschi nelle ore pomeridiane sui monti, clima sempre caldo. Vediamo invece come si comporteranno i mari e i venti. Domani mari calmi o quasi calmi, con venti sempre deboli a regime di brezza. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.